Caldo soffocante, un'afa che toglie il respiro, Scipione, l'anticiclone africano, sta mietendo vittime, un'ondata di malori sta colpendo il Veneto, la gente cerca di uscire il meno possibile, ma lavoro e impegni non sempre consentono di rimanere in casa o in luoghi climatizzati. Vai in giro con questo caldo? Perché sono dovuto avere un impegno. Bisogna anche uscire, quindi si esce. Un'estate questa 2015 partita subito con l'acceleratore, un inverno non particolarmente freddo ed una breve primavera ci hanno catapultati improvvisamente in estate, caldo che non darà tregua anche nei prossimi giorni. Sarà ancora caldo con temperature ancora molto sopra la media, però 2 o 3 gradi in meno rispetto a quelli dei giorni precedenti, quindi appunto la sensazione di caldo afoso sarà meno importante, anche perché in ogni caso ci saremo abituati a questa situazione di caldo e quindi saremo più climatizzati. Colonnina di mercurio che in questi giorni ha toccato temperature elevate, a detenere il record Gaiarine nel Trevigiano che alle 16 toccava i 33 gradi, in buona compagnia con Campodarsego nel Padovano e Quinto Vicentino con 32 gradi, temperature che sul resto del Veneto variano dai 29 ai 31. A fare la differenza è il livello di umidità che nelle ore centrali si attesta sul 30-40%, ma che alla mattina e alla sera passa al 70-80%. Caldo e afa, i consigli sono semplici. Non esporsi al caldo se non si ha un fisico assolutamente ben allenato, non si è costretti a farlo nelle ore calde, non fare sforzi fisici esposti al calore nelle ore calde, bere quantità d'acqua sufficiente senza riempirsi lo stomaco di bevande gasate, mangiare frutta e verdura e non cibi pesanti. Per gli anziani in particolare un consiglio in più. Farsi seguire in maniera più stretta dal medico curante in riferimento alle assunzioni di diuretici e di ipotensivi soprattutto.